Vecchio Castagna e Isolese arrivano al big match del Sanguinetti, appaiati in testa alla classifica. Il campionato è quello di terza categoria e al termine di serie positive impressionanti. Ancora mai sconfitti gli ospiti nelle fin qui 16 giornate di campionato. Il Vecchio Castagna in maglia bianca, dopo 2 sconfitte nelle prime 3 giornate, ne ha vinte ben 10 di fila, prima dei 2 pareggi, prologo alla sfida di quest'oggi. Avvio veemente dei padroni di casa che dopo 30 secondi sono già in vantaggio. Per motivi tecnici non disponiamo delle immagini del gol realizzato con un bel pallonetto da Filippini. Non disperi il numero 9 che sarà protagonista di una grande ripresa dei padroni di casa. Il primo tempo infatti termina sul pareggio, perché a metà frazione la reazione dell'Isolese si tramuta nel gol della parità. Angolo da destra, sale malissimo la difesa bianca, allora ripeto, gira in rete con il destro, facendo la cosa più difficile nel modo più facile. Isolese che potrebbe chiudere addirittura in vantaggio, ma Navone spreca tutto davanti al portiere avversario. La ripresa, si diceva, parla una sola lingua, e allora Filippini al quinto minuto si invola verso la porta avversario, e questa volta sì che il suo gol in diagonale viene ripreso dalle nostre telecamere. 2-1 che mette le ali ai padroni di casa, che diventano anche padroni del campo. Ancora Filippini, un passo dalla tripletta a negargliela il palo lungo della porta avversaria. Il tap-in viene sprecato malamente sul fondo, ma il gol della sicurezza è questione di attimi e arriva da lì a 10 minuti. È il 20° infatti quando Filippini, ancora lui, gira rete. La conclusione diventa un assist per Bardini. Il rimpallo con la difesa favorisce il tocco comodo di Bortolai, che termina praticamente anzitempo la disputa, anche se a dire il vero c'è tempo per il gol che fa dilagare quella che diventa la capolista solitaria del girone. Lo realizza Moschillo con un gioco di prestigio nell'evitare il portiere avversario, prima di depositare in rete il punto che sancisce la supremazia del Vecchio Castagna. I genovesi allungano a +3 sui valigiani e rimpinguano a 13 la loro serie positiva che si interrompe invece quella dell'Isolese a 16 giornate senza sconfitta. Isolese anche oggi e fino alla fine sostenuta da una grande cornice di pubblico.